shine every day. Allora, siamo con Ramiro Campedel, siamo a Mestre, a Zellarino, e da lui abbiamo installato un po' di materiali, vero Ramiro? Certamente, Molti materiali. Molti materiali per il risparmio energetico. Abbiamo installato un impianto da 4 kW e 8 con pannelli da 300 watt e inverter SolarEdge con ottimizzatori di potenza. Abbiamo installato un accumulo della Tesla Powerwall 2 da 13,2 kW. Abbiamo installato un sistema ibrido della Daikin da 5 kW per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento con pompa di calore, e dopodiché abbiamo aggiunto anche una centralina di controllo della SolarEdge con un boiler da 100 litri per andare ad intercettare la sovrapproduzione dell'impianto fotovoltaico estiva, e in modo da non consumare neanche gas per fare l'acqua calda. Ramiro, Oppure consumarne il meno possibile. Esatto, consumarne il meno possibile. Ramiro, direi che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare al momento per il risparmio energetico. Ma ti chiedo subito, innanzitutto, sei soddisfatto di come è stato fatto il lavoro presso la tua abitazione? Sicuramente sono soddisfatto, anche perché sono gli anni in cui penso siano uno dei migliori investimenti che si possono fare, dopo aver costruito una casa. Ok, quindi sfamare casa tua, diciamo, a livello energetico. Certo. Ok, ma cosa ti ha spinto a chiederci una consulenza, a chiedermi una consulenza e quindi a pensare di installare un impianto fotovoltaico e un sistema ibrido? Mi ha spinto, visto il costo che c'è dell'energia elettrica e del gas, e avendo tanto sole qui sopra le nostre teste, ho detto perché non sfruttare tutto questo sole. Ok, e la cosa interessante è che tu già arrivavi da un'esperienza di riscaldamento con una termostufa, giusto? Sì, avevo una termocucina. Ah, E andavo solamente a legna. ok, Facevo sia l'acqua dei rubinetti, cioè l'acqua sanitaria, sì. che l'acqua per i termosifoni. Ok, e lì cosa ti ha spinto? Visto che comunque immagino fosse un sistema abbastanza economico rispetto al gas, giusto? Sì, sì, economico sì, però c'era il fatto della legna, 60 quintali all'anno, dopo 13 anni avevo la schiena rotta, ho detto basta. Quindi anche un sistema di comfort, Sì, certamente, un aumento del sì. comfort. Ok, perfetto. Allora, l'impianto, Ramiro, è semplice da gestire, nel senso che abbiamo visto che ci sono tante componenti. Sì. Cosa devi fare tu? Devi fare qualcosa ogni giorno, accendere, spegnere, girare delle valvole, fare Io qualcosa? ogni giorno non faccio nulla. Ok. E quando ho qualche curiosità nei consumi, vado nell'app del mio telefonino e Sì. da lì vedo i consumi, quanto produco, e tutto quello che c'è da vedere. Ok. Allora, se l'impianto funziona bene, avrai visto una riduzione delle bollette? Le bollette le abbiamo quasi azzerate, a parte i canoni che ce l'ho ancora un po' nello stomaco. Quindi, ad esempio, anche il canone Rai, quello purtroppo... Quello purtroppo dobbiamo accollarcelo, è come dei trasporti di gestione contatori, trasporto energia elettrica quando non ne consumiamo. Sì. Quindi un minimo di costi fissi rimangono? Sì, quelli sì. Ok, ma tipo se dovessimo dire più o meno che bollette ti arrivano adesso a livello di costo, compreso tasse, compreso Enel, compreso canone Rai, che tipo di bollette ti arrivano nell'Enel? Su che importi? Basta guardare una qualsiasi bolletta che è a casa di chiunque Sì? e guarda tutti i costi di gestione dei contatori, solo quello lì arriva. Ok, quindi intorno ai 40 euro? Sì, circa sì. Ok, perfetto. 40 euro, di cui 18 sono ovviamente il canone Rai, perché sono 9 euro al mese, certo. Quello è un servizio o tassa che vogliamo chiamarlo, che comunque purtroppo dobbiamo pagare. Al contempo diciamo che qualora il tuo impianto avesse bisogno di ulteriore energia, cioè penso all'inverno, dove magari le ore di luce sono meno, sappiamo comunque di avere a supporto la rete elettrica che Certamente, è disponibile, certo. In quel caso puoi acquistare. Nel momento del bisogno c'è. Esatto. L'altra cosa interessante è che comunque se il minimo di corrente elettrica che tu andrai a acquistare d'inverno ti viene comunque rimborsata in parte attraverso lo scambio sul posto, perché ovviamente il tuo impianto d'estate
pur avendo la batteria e pur avendo il bollitore per l'acqua calda sanitaria che si riempie, sicuramente avrà una sovrapproduzione, quindi metterai comunque kilowatt in rete. Sì. Ok, perfetto. Bene, Ramiro è un vigile del fuoco. Sì. E a te perciò faccio una domanda sulla sicurezza. Sì. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato in sicurezza? Sei soddisfatto? Hanno lavorato in sicurezza, nel montaggio dei pannelli sopra il tetto hanno usato un cesto Ok. e quando erano dentro il cesto avevano sia l'elmetto che la cintura per essere legati al cesto. Perfetto, sapevo che avresti notato queste piccole Certo. cose ed è per questo che te le chiedo, perché è una cosa fondamentale, perché la sicurezza non va mai tralasciata. È tutto la Bene, sicurezza. è tutto la sicurezza, certo, ok. Bene, prossimo passo cosa facciamo? Il prossimo passo andiamo sulla Luna. Andiamo sulla Luna. Sì. Elon Musk ci ha già provato, ci ha già mandato la certo. macchina. Ok, quindi Penso che come impianto altro da fare non ci sia. ok, Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, del consulente che è Lorenzo che è stato in gambissima, oltre che simpatico, bene. e anche i ragazzi hanno lavorato bene. Perfetto, io ti ringrazio, goditi l'impianto, goditi il risparmio e per qualsiasi cosa non esitare a contattarci. Certamente, vi ringrazio. Grazie Ramiro. sunshine every day.